Buongiorno a tutti. Siamo qui con Raimondo Riu, vicepresidente di Apindustria Confimi Vicenza, con delega all'energia, nonché presidente del Consorzio Energia Veneto e amministratore delegato della ditta Muldex SRL che si occupa di materie plastiche. Raimondo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a te Maria Chiara. Allora, visto appunto la tua posizione e visto che hai il polso della situazione nel mondo dell'energia, faccio subito questa domanda che è sicuramente molto cara ai nostri imprenditori e alle aziende nostre socie. Dici un po', raccontaci come sta andando questa energia. Parlare di energia, come dico sempre, è un problema molto arduo, perché abbiamo visto senz'altro mari tempestosi in quest'ultimo periodo. Se pensiamo all'anno scorso, abbiamo visto appunto l'energia schizzare a quasi €1 a kilowatt, qualcosa di assolutamente imprevedibile e assolutamente indecente sotto certi aspetti. E stiamo comunque vedendo un assestamento del mercato. Piano piano c'è una normalizzazione. Senz'altro le variazioni le vedremo ancora, ma sono delle variazioni che si muovono dentro una banda abbastanza ristretta di movimento, e questo permette senz'altro di vivere una vita un po' più serena, soprattutto per le aziende che devono budgetizzare i loro fatturati, comunque le loro lavorazioni. È importante notare una cosa in tutto questo marasma di situazioni altalenanti e soprattutto molto pericolose. Qualcosa l'abbiamo ottenuto, se non altro la consapevolezza che l'energia non è, come dire, non è un bene sempre disponibile. Dovremo senz'altro, e le aziende hanno imparato ad un uso assolutamente più consapevole, quindi si sono dotate di tutti quegli strumenti importanti che hanno permesso naturalmente di fare dell'economia all'interno del sistema produttivo durante il processo. E penso tutto sommato che sia stata una cosa estremamente positiva. Certamente non avevamo bisogno di una crisi per portarci a questo livello, però il fatto che comunque l'energia costasse così cara ha imposto una velocità nel cambiamento dei processi, nella presa di coscienza dei processi, che ha senz'altro favorito un buon risparmio, perché diciamocelo francamente, il primo risparmio, la prima cosa da verificare è appunto lo spreco. All'interno delle aziende sull'energia ci sono molti, ma molti punti di miglioramento, e quindi penso che questo sia stato molto importante per le aziende. Dobbiamo notare anche che è stato messo in evidenza che a livello nazionale non abbiamo un piano energetico tale da poterci permettere anche i tiri di testa, cioè abbiamo osservato in quest'ultimo periodo che la crisi ucraino-russa ci sta condizionando pesantemente. L'Italia è andata a rifornirsi di gas in Algeria e quant'altro, sperando che sia una scelta giusta, perché sappiamo benissimo che paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo hanno anche delle instabilità politiche che potrebbero anche risultarci pericolose. Noi auspichiamo invece che ci sia una diversificazione delle fonti energetiche. Puntare tutto sul gas o puntare tutto su altre fonti, dico, è sbagliato. Un giusto mix probabilmente potrebbe darci delle grandi soddisfazioni. Io penso all'energia termica producibile dall'incremento dei boschi. Solo il Veneto potrebbe vivere tranquillamente con un modestissimo 70% del 4% di incremento. Se qualcuno sapesse appunto che i 400.000 ettari di bosco che abbiamo in Veneto producono un incremento annuo appunto del 4%, ecco, basterebbe il 75% di quel 4% per poter generare un'energia termica da soddisfare tutte le esigenze della Regione Veneto. Ma questi sono dati naturalmente per addetti ai lavori. Io penso invece che la presa di coscienza che dobbiamo avere è appunto la diversificazione delle fonti energetiche e una buona politica di sostegno a quelle che sono le fonti rinnovabili. Una buona legge potrebbe, non dico imporre, ma quantomeno favorire che nelle zone industriali ci potessero essere maggiori sistemi di fotovoltaico. Invece ci scontriamo con i famosi tetti in Ethernet, la difficoltà dello smaltimento, e completato questo iter, poi magari ci si mette la parte burocratica, un altro grande cancro della nostra economia. Noi ci scontriamo spesso non con problemi reali, ma con problemi di natura burocratica. Far decollare un impianto fotovoltaico dal momento del completamento al momento della messa in funzione solitamente passano 12 mesi.
E questo è un ulteriore problema. Quindi il mondo dell'energia è senz'altro un mondo che ci riserverà tantissime sorprese. È vero anche che stanno aumentando i consumi energetici, nonostante noi abbiamo iniziato questo percorso di risparmio, di ottimizzazione. Stanno aumentando perché l'indirizzo è quello di portare comunque a maggior consumi energetici e all'abbandono di altre fonti di energia. E questo naturalmente sul medio e lungo termine impatterà anche sulle infrastrutture. Pensiamo alle grandi linee che portano l'energia in rame, non so, immagino le aziende, o meglio anche le fonti domestiche, i condomini che hanno bisogno poi di aggiornare quelli che sono proprio i fili in rame, fosse altri, solo per quello appunto per alimentare i fabbisogni che stanno aumentando a livello energetico delle famiglie. Ecco, non credo molto in una transizione al 100% di energia. Abbiamo bisogno anche per un certo periodo di avere fonti alternative che si bilancino, e la transizione ecologica energetica deve passare anche, a mio avviso, continuo a dirlo, sulla rivalutazione di altre fonti che non necessariamente siano quella solare oppure quella del gas. Però attenzione, io direi anche, e sarebbe interessante evidentemente aprire un serio dibattito anche su quella nucleare, che a mio avviso in questi ultimi 30 anni ha fatto dei passi da gigante. Ecco, quindi sono cose che a livello nazionale dovrebbero essere prese in seria considerazione. Aggiungo l'ultima cosa: è importante rivedere l'organizzazione appunto della distribuzione energetica. Io penso mi fermo un attimo che mi manca il termine in maniera chiara. Non ti preoccupare. Eccoci, riprendo lì. Io penso anche alle comunità energetiche. Le comunità energetiche ridistribuiscono nel territorio eccedenze di energia che vengono generate solitamente da sistemi statici, come può essere appunto il fotovoltaico. Quindi la comunità energetica è un'altra ulteriore possibilità di sviluppo del mondo dell'energia, che anche questo potrebbe dare degli importanti contributi. Non fosse altro perché non ha necessità di grandi infrastrutture, quindi sono facilmente gestibili. Se non fossero bloccate, evidentemente anche queste, da una situazione burocratica piuttosto complessa, e di questi giorni appunto le ultime direttive per capire esattamente come muoversi in questa tempesta, in questa marea, in questo mare tumultuoso dell'energia. Raimondo, grazie mille per questa tua spiegazione, per averci dato un po' una view del momento del mondo energetico, che insomma è sempre un argomento molto, molto interessante. Grazie mille e alla prossima. Grazie Maria Chiara, grazie a tutti voi e alla prossima.